Se chiedi un finanziamento pubblico devi dimostrare le tue condizioni di reddito e quando dici reddito dobbiamo anche sapere se a casa magari c'è un pozzo petrolifero oppure non c'hai nulla e sei scappato dalla morte e dalla fame. Il giorno dopo che il caso Buono Libri è esploso è il presidente della giunta regionale Luca Zaia ad affrontare i microfoni e a spiegare che il Veneto si è solo limitato a applicare la norma che prevede che i cittadini non comunitari integrino i loro modelli ISEE con una dichiarazione relativa a redditi e proprietà fuori dalla comunità europea. Qualcuno ci dice sì, ma andare in Bangladesh a chiedere una certificazione è un po' laborioso. Noi andiamo incontro a tutti, faremo le autocertificazioni e poi prima o poi devono arrivare le carte. Insomma, spiega Zaia, non siamo davanti ad un nuovo caso Lodi, ma all'applicazione delle regole. E sulla questione a intervenire è stato anche il capo del Dicastero all'istruzione Marco Bussetti, che di fatto ha sposato la linea del Veneto in materia. Sono delle leggi e delle norme che in questo momento devono essere rispettate. Il certificato ISEE richiede anche questi documenti. Una volta recuperate e definite le pratiche, si va a vedere dove si può agire in maniera da trovare anche delle soluzioni rispetto a dei bisogni specifici. Nel frattempo rischiano di rimanere però senza diritto allo studio certi bambini? No, quello no, non credo proprio. Il ministro ha fatto tappa a nord-est, dove ha firmato il protocollo d'intesa tra Miura e Regione per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto. Un momento storico per la Regione, ha spiegato il governatore Luca Zaia.